Dopo 5 settimane consecutive di aumento cala l'indice RT a 0,88 in Friuli Venezia Giulia, ancora una settimana in arancione, poi ci sarebbero le premesse per il passaggio al giallo. Dopo l'ultimo pronunciamento del TAR, la Regione sta organizzando il rientro degli studenti delle superiori per il 1° febbraio, resta l'incognita orari trasporti, Udine e Gorizia potrebbero avere un unico turno d'ingresso. Prorogati di un altro mese, fino al 28 febbraio, il super bonus carburante perché si rifornisce alle pompe del Friuli Venezia Giulia e possiede la tessera per l'agevolata. Ciclette, passeggiata al parco, giro in auto per fare la spesa e la grande passione per la cronaca e i fatti del giorno. Questa è la vita quotidiana di Giuseppe Lipralato che oggi compie 100 anni. Le voci su un possibile annullamento delle Olimpiadi, smentite da Tokyo, non fermano gli allenamenti delle atlete che parteciperanno alla manifestazione sportiva. All'ASU nessuno si ferma. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'indice RT in Friuli Venezia Giulia scende a 0,88. La nostra regione resta arancione per tutta la prossima settimana, ma ci sarebbero le premesse per passare in giallo a partire dalla successiva. Il dato relativo al contagio emerge dalla bozza del 36esimo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sui dati relativi al periodo 11-17 gennaio. Dopo 5 settimane consecutive di aumento, l'indice di contagio medio nazionale scende. Venerdì scorso era arrivato a 1,09, oggi a 0,97, al di sotto della soglia considerata a rischio. Possibile che la situazione sia legata alle restrizioni previste nel periodo delle festività. Complessivamente sono 4 le regioni e province autonome con una classificazione di rischio alto contro le 11 della settimana precedente, 11 quelle con rischio moderato e 6 con rischio basso. Resterebbero a questo punto in zona gialla Campania, Toscana, Basilicata, Molise, provincia di Trento. La Sardegna pare destinata a entrare in zona arancione, dove resteranno Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d'Aosta. Anche il Veneto dovrebbe restare arancione. Rosse sono invece Lombardia, provincia di Bolzano e Sicilia. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione: su 6.126 tamponi molecolari sono stati rilevati 356 nuove positività con una percentuale del 5,81%. Sono inoltre 1.311 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi, 7,32%. I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 2 decessi avvenuti il 12 e 13 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61, mentre quelli in altri reparti scendono a 669. Un'altra settimana in zona arancione, ma i dati sono in via di miglioramento. Per questo la prima settimana di febbraio potrebbe coincidere per il Friuli Venezia Giulia con il ritorno in zona gialla. A dirlo è Clementina Sasso, astrofisica che fin dall'inizio della pandemia ha studiato i dati dei contagi. I frutti delle zone rosse natalizie potrebbero già vedersi tra una decina di giorni. Sì, un'altra settimana in zona arancione e poi probabilmente la situazione può migliorare. Quindi al momento si è in zona arancione, come si vede sull'estrema destra, però i dati che insomma hanno messo la regione nella zona arancione sono relativi a quasi 2 settimane prima, perché sono i dati che vanno dalla settimana dal 4 al 10 gennaio, però l'RT è calcolato addirittura al 30 dicembre. Quindi stiamo parlando di rispetto appunto al giorno in cui, che è stato il 15 se non sbaglio, in cui si è avuta la notizia, stiamo parlando di circa 15 giorni prima per il calcolo dell'RT. Quindi la curva che vediamo al momento in calo ci fa pensare che tra una decina di giorni, insomma, sia l'RT che il rischio della regione dovrebbero calare. Però al momento ci aspetta ancora una risalita perché, come abbiamo visto, c'era una salita anche oltre il 10 gennaio. Ha fatto una salita molto lenta ed ora però
i segnali della discesa si vedono, quindi insomma se tutto il contagio in Italia, se tutto l'andamento dovesse continuare ad andare giù, andrà giù anche in Friuli come stiamo vedendo. L'UE ha deciso che le frontiere resteranno aperte, prevedendo comunque misure restrittive per chi proviene dalle zone dove il Covid è particolarmente diffuso. Al vertice dei 27 Conte ha chiesto che si rispettino i tempi di consegna dei vaccini. Oggi sono aumentate le dosi somministrate in Friuli Venezia Giulia, più di 1.300 rispetto alle 380 di ieri. Il vertice europeo sul Covid decide che le frontiere UE rimangono aperte, prevedendo però test e quarantena per chi proviene da zone ad alto rischio. Ribadita poi la necessità che siano rispettati i tempi per la consegna dei vaccini. È quanto hanno deciso i leader dei 27 paesi del vecchio continente nel corso di un vertice in videoconferenza durato oltre 4 ore. Se le frontiere restano aperte, saranno comunque scoraggiati viaggi non essenziali. Le zone dove il virus, in particolare le nuove varianti, circolano con maggiore intensità, saranno classificate come zone rosso scuro e in queste gli Stati membri decideranno ulteriori restrizioni alla circolazione, dai test alla quarantena. Quanto al tema dei vaccini e ai ritardi accumulati dalla Pfizer, al vertice europeo di ieri Conte ha ribadito la necessità che le consegne rispettino gli impegni. Ieri la casa farmaceutica ha rassicurato che i ritardi saranno riassorbiti entro metà febbraio e che dalla prossima settimana le forniture torneranno al 100%. Segnali in tal senso sono giunti anche al Friuli Venezia Giulia, pronto a riorganizzare la campagna vaccinale ma in attesa di comunicazioni formali da parte di Pfizer. Dalla prossima settimana, se arriveranno le dosi previste, riapriranno le agende per prenotare le vaccinazioni. Tornano intanto ad aumentare le dosi giornaliere di vaccino somministrate in Friuli Venezia Giulia. Oggi ne sono state inoculate 1.326 rispetto alle 380 di ieri, portando il totale a 35.551. Un dato comunque sotto alla media delle scorse settimane, quando le somministrazioni quotidiane erano 1.700. Oltre a nuove dosi di vaccini, la prossima settimana dovrebbero arrivare in Friuli Venezia Giulia anche i primi operatori sanitari reclutati per la campagna vaccinale tramite bando nazionale. Il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha fatto sapere che arriveranno complessivamente nelle regioni i primi 2.679 medici infermieri. Il bando era per 15.000 professionisti, per ora sono state vagliate poco meno di 20.000 candidature, quelle considerate idonee potranno entrare in attività. Fondamentale naturalmente resta la disponibilità di materia prima. Le rassicurazioni di Pfizer sul fatto che dalla prossima settimana si tornerà al 100% delle consegne non convincono il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Aspettiamo che alle comunicazioni facciano seguito delle previsioni e alle previsioni facciano seguito delle consegne che poi corrispondano. Con molto dispiacere sono stato costretto a prendere atto che così non è. Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi della Pfizer questa settimana, ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue, ha precisato. L'Italia, a causa delle mancate forniture di materia prima, è passata da una media di 80.000 persone vaccinate al giorno a una di 28.000 anche per mantenere le scorte necessarie ai richiami. Tutti restano in attesa delle decisioni dell'EMA sui vaccini di AstraZeneca, della quale dovrebbero arrivare 80 milioni di dosi nel primo trimestre dell'anno. Dopo la bocciatura del TAR sul ricorso di alcuni genitori, la Regione sta organizzando il rientro degli studenti delle superiori per il 1° febbraio. Il vero nodo è legato a orari, trasporti, perché Udine e Gorizia, contrariamente al previsto, potrebbero avere un turno unico di ingresso e uscita. Il giorno del ritorno in classe degli studenti delle superiori, 1° febbraio, è confermato, ma sugli orari di ingresso e di uscita resta un punto di domanda, con conseguente rimodulazione del trasporto pubblico, almeno per quanto riguarda Udine e Gorizia, dove è in discussione il doppio turno. Dal mondo della scuola è infatti arrivata la richiesta di un unico orario, come a Pordenone e Trieste. Cioè Udine e Gorizia avevano un sfasamento di 2 ore, un doppio turno alle 8 alle 10, quindi con rientro ovviamente all'1 e alle 15. Adesso so che in queste ore la dottoressa Beltrame chiederà un incontro col prefetto per vedere se rimodulare o meno il programma. Certo è che se non ci danno in tempo però ovviamente le nuove iniziative bisogna riorganizzare tutto e quindi ci vogliono anche qualche giorno per poter capire come fare. Certamente noi siamo pronti, eravamo pronti già la settimana scorsa, addirittura con un piano di trasporto con il 75% delle presenze in aula.
Intanto, dopo la bocciatura del TAR del ricorso di alcuni genitori, la Regione conferma la validità delle proprie scelte vista la situazione sanitaria e lavora per mantenere gli studenti in aula da febbraio a giugno. È uno dei motivi per i quali non abbiamo fatto ripartire la scuola il 7 gennaio. A fronte di dati epidemiologici in peggioramento, credo che rifermare le lezioni in presenza sarà il vero e autentico danno nei confronti dell'organizzazione delle scuole e dell'educazione dei ragazzi. Sul fronte dell'edilizia scolastica, la Regione ha messo in campo risorse milionarie. Oggi sono stati presentati a Pordenone 66 interventi di riqualificazione per 53 milioni di euro previsti nel Friuli occidentale. Il 25 gennaio i Cobas e il Comitato Priorità alla Scuola manifesteranno davanti agli uffici scolastici regionali e provinciali in diverse città e al Ministero. A Roma una mobilitazione è prevista anche a Trieste per chiedere la riduzione del numero di alunni per classe, l'immediata assunzione dei precari, investimenti seri e veloci sull'edilizia scolastica, il tracciamento capillare all'interno delle scuole e rientro almeno al 50% nelle scuole superiori e del 100% negli altri ordini di scuola in Campania. Gli spostamenti per praticare attività sportiva in montagna non sono consentiti in zona arancione. A confermarlo a Telefriuli è stata la Prefettura di Trieste. Con l'aggiornamento delle FAQ relative alle limitazioni in uso nelle 3 diverse fasce di rischio con il DPCM del 14 gennaio scorso, sono iniziate a circolare in rete diverse interpretazioni in merito agli spostamenti di chi vorrebbe praticare sport, in particolar modo quelli di montagna come sci di fondo, trekking o passeggiate con le ciaspole. A fare chiarezza una volta per tutte è stato il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che ha confermato come proprio oggi in un vertice tenuto con la Regione che è stato concordato che gli spostamenti per le attività sportive in montagna non sono assolutamente consentiti, tranne per i professionisti e non previsti dal provvedimento del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico. Sono permesse invece le uscite nei comuni limitrofi per coloro che si trovano a vivere in comuni sprovvisti di strutture che sono a disposizione oltre il proprio territorio. Ieri il Tribunale di Roma ha dato ragione a un migrante respinto al confine italiano e accompagnato in Slovenia, da dove poi è stato portato fino in Serbia. La Regione, con l'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, chiede ora un intervento forte del Governo nazionale. Io mi auguro che in questo momento a Roma si smetta per un secondo di parlare di poltrone e come salvarle e per un attimo si pensi al Paese e al Friuli Venezia Giulia. Mi auguro quindi che ci sia un immediato intervento sia legislativo ma anche dal punto di vista giudiziario, perché questa è una sentenza, una cautelare, quindi cautelativamente il giudice ha stabilito di accogliere quella determinata persona e ovviamente far terminare le riammissioni informali. La Regione non ci sta. Il Tribunale di Roma ha definito illegittimo il rimpatrio in Slovenia di un migrante pakistano. Secondo la Corte, l'accordo tra Stati non è mai stato ratificato dal Parlamento. Inoltre, non essendo previsto nessun documento di Stato al momento della consegna alla polizia slovena, non è possibile impugnare la decisione. Infine, sempre la Corte romana ha ritenuto la Slovenia e la Croazia 2 paesi non sicuri alla luce dei maltrattamenti emersi e documentati dalle ONG. Nel 2020 sono stati circa 1240 migranti portati nella vicina Repubblica. La giunta regionale a trazione leghista a questo punto chiede un intervento del governo per scongiurare una riapertura della rotta balcanica. Il messaggio che abbiamo dato non è soltanto il del liberi tutti, ma è anche quello: abbiamo appena smontato i decreti sicurezza. Quindi il messaggio che stiamo dando non solo ai clandestini, ma soprattutto ai passer che guadagnano soldi e cifre incredibili su quei passaggi, il messaggio che gli stiamo dando è: venite tranquilli, tanto l'Italia si è sostanzialmente arresa e non è più uno Stato sovrano che può controllare il proprio territorio. Primo trasferimento del 2021 disposto dalla Prefettura di Udine dalla ex caserma Cavarzerani di Udine. Sono 13 cittadini stranieri richiedenti asilo di nazionalità pakistana, afghana e irachena che saranno trasferiti in 3 diverse località al di fuori del Friuli Venezia Giulia, alleggerendo così la pressione all'interno della struttura di accoglienza di via Cividale. Sono saliti a 13 invece dopo un periodo di chiusura gli ospiti, cittadini migranti, accolti nell'ex foresteria della Casa degli Esercizi del Santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo. Prorogato lo sconto carburante fino al 28 febbraio per chi fa benzina alle pompe del Friuli Venezia Giulia e possiede la tessera per l'agevolata.
La Giunta regionale ha deciso di prorogare lo sconto carburante ancora un mese. La decisione, su proposta dell'assessore all'ambiente Fabio Scoccimarro, consentirà, fino al 28 febbraio, nella zona 1 di pagare la benzina con uno sconto di 29 centesimi al litro e 20 il gasolio. Nella zona 2 lo sconto sarà di 14 centesimi per la benzina e 9 per il gasolio. Un vantaggio per tutti gli abitanti, eviteremo il turismo del pieno, daremo una mano all'ambiente e all'economia della città, ovviamente alle tasche dei cittadini. A questo punto aspettiamo il contributo del governo per una spesa molto elevata per le casse regionali ed ovviamente questo è un vantaggio, e lo diciamo per la cronaca, che andrà a beneficio, il 60% va nel Friuli e il 40% nella Venezia Giulia. Questa la divisione dei consumi e dei beneficiari della nostra regione. L'assessore rileva inoltre che il governo non ha ancora risposto all'appello della regione su un contributo al Friuli Venezia Giulia che consenta di mantenere questo maggiore sconto a beneficio in particolare delle casse dello Stato. In questi 2 giorni sono stati affrontati in modo costruttivo temi fondamentali per la crescita economica e occupazionale del Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo abbiamo raccolto spunti interessanti che consentiranno di migliorare ulteriormente questo provvedimento che auspichiamo possa ottenere in Consiglio regionale un'ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche. Ad affermarlo l'assessore alle attività produttive Sergio Midiobini al termine della discussione in seconda commissione sul disegno di legge Sviluppo Impresa. Sviluppo Impresa, aggiunto Bini, vuole mettere a sistema e rafforzare quanto di buono sin qui è già stato fatto dal Friuli Venezia Giulia, introducendo al contempo importanti innovazioni per quella che vuole essere una vera e propria riforma delle attività produttive. E siamo alla cronaca. Trasportavano droga dalla Slovenia in Italia utilizzando un ingegnoso sistema idraulico con comando elettromagnetico, ma la Polizia di Stato è riuscita comunque a incastrarli e li ha arrestati. Trasportavano droga dalla Slovenia utilizzando un sistema molto ingegnoso. Una giovane coppia goriziana, 22 anni lui e 23 anni lei, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi. Fermati a un posto di controllo poco dopo l'ex valico pedonale del Rafut, all'interno della loro Volkswagen Golf, il personale della sezione antidroga della squadra mobile isontina ha scoperto un vano completamente nascosto alla vista, ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale dell'auto e accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico di sollevamento a comando elettromagnetico. All'interno del vano erano nascoste 4 buste di nylon termosaldato contenenti 2,5 kg di marijuana e una busta di nylon con 60 grammi di cocaina. Sono ancora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Gorizia per risalire i contatti dei 2 giovani e ricostruire quindi i probabili viaggi che hanno effettuato in precedenza per trasportare in Italia sostanze stupefacenti. Forse per arrotondare lo stipendio di punto in bianco una madre si è messa a coltivare marijuana con il figlio. La donna di 58 anni, incensurata e residente a Codroipo, è stata denunciata a piede libero insieme al figlio 23enne dopo che i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una serra con 4 piante di cannabis in fioritura avanzata. Tutto il materiale è stato sottoposto sotto sequestro. Continuano gli episodi di violenza a Trieste. Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate in concorso 4 giovani italiani, di cui un minorenne. Senza apparente motivo la gang ha aggredito e colpito con pugni un uomo di 58 anni presso una fermata dei bus in via Flavia. Spintonato l'uomo è caduto a terra privo di sensi. Grazie a un passante che ha notato l'aggressione, sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante che ha identificato il quartetto. I sanitari hanno accompagnato l'aggredito al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara per i gravi colpi subiti. Accompagnati in ufficio, ricostruito l'episodio dopo le formalità di rito, i 4 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Una svastica è stata disegnata da ignoti nelle scorse ore su una parete di Porta Cividale a Palmanova. Lo sfregio è stato fatto a pochi giorni dal giorno della memoria del 27 gennaio. Il simbolo nazista vergato in borgo Cividale era corredato anche da una scritta sgrammaticata: verità per le foibe. L'imbrattamento ha trovato l'immediato sdegno del sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, che in mattinata ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Attraverso le immagini di videosorveglianza si tenterà inoltre di risalire all'autore della scritta. Nella giornata di ieri inoltre è stata segnalata anche una frase razzista scritta in via Sottoselva a Ialmicco, riconducibile ad una prima analisi
alla stessa mano che ha deportato Porta Cividale. Sono cose che non devono succedere, sfregiare un bene patrimonio dell'umanità con scritte ingiuriose, offensive, del dolore di tante persone, tanto più a pochi giorni delle giornate dedicate al ricordo, alla memoria, commenta il Primo Cittadino. È paradossale che proprio in prossimità delle date simbolo di queste ricorrenze riemergano messaggi come questo, prosegue Martinez. Non è sicuramente imbrattando un monumento che si ricerca una qualche verità, bisogna fare una profonda analisi storica, una riflessione scientificamente documentata, conoscere, parlare con i testimoni, non lasciarsi a inutili e offensivi slogan. E rimaniamo a Palmanova, i bastioni, restrizioni permettendo, si confermano sempre più meta di turisti, di appassionati corridori e ora anche di animali selvatici. Un nuovo curioso avvistamento è avvenuto ieri mattina sulle mura della Fortezza Veneta. Una splendida volpe rossa è stata infatti osservata mentre passeggiava sul Rivellino, molto probabilmente alla ricerca di qualche piccolo roditore da catturare. Avvistamenti simili non sono rari sulle mura della città stellata. La ripresa che stiamo vedendo è stata realizzata dagli operai forestali che, come da convenzione con il Comune, sono nuovamente all'opera per pulire e sfalciare la cinta fortificata dalla vegetazione infestante. La forestale regionale aiuta cervi e caprioli bloccati nella neve con il trasporto in diversi paesi della carnia di paglia per l'alimentazione di emergenza. Vengono utilizzati mezzi di terra e l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Intervento in questi giorni del Corpo Forestale Regionale per soccorrere gli animali selvatici, in particolare caprioli e cervi, che soffrono per la grande quantità di neve caduta tra dicembre e gennaio. Una nevicata eccezionale che ad esempio per Forni di Sopra non si registrava da diversi decenni, come indica l'Osmer Arpar Friuli Venezia Giulia. Con il supporto della Protezione Civile di Palmanova, che ha messo a disposizione il suo elicottero, sono stati raggiunti animali che non hanno la possibilità di spostarsi per cercare cibo, anche con mezzi di terra. In accordo con le riserve di caccia che hanno segnalato il problema, gli uomini della forestale hanno trasportato paglia messa a disposizione dal servizio di biodiversità per l'alimentazione degli animali. In particolare le località raggiunte sono Sauris, Paularo, Forni a Voltri, Tarvisio, Paluzza e Ligosullo. Non si tratta di un foraggiamento programmato, ma di una alimentazione di emergenza, viste le condizioni particolarmente critiche che mettono a rischio di morte le specie selvatiche. In questi momenti difficili, ancora una volta, il mondo dell'impresa deve giocare la sua parte e abbiamo la necessità di parlare con una voce sola. Lo ha detto Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, aprendo i lavori della Task Force Occupazione e Educazione nell'ambito del Business Summit B20, il più autorevole fra gli engagement group istituiti dal G20, che quest'anno vanta la regia di Confindustria. Emma Marcegaglia, coordinatrice dei lavori, colei che alla fine elaborerà le proposte del mondo economico e leader politici, ha individuato in Benedetti la guida del gruppo di lavoro su occupazione e educazione. Ho l'onore di presiedere la task force che si occupa di questioni che, considerando l'impatto del Covid-19 e i cambiamenti che le nostre società e i mercati del lavoro stanno affrontando, sono fondamentali per il progresso, ha detto Benedetti, aggiungendo poi che molto è già stato discusso durante i precedenti B20 e che è arrivato il momento di accelerare l'implementazione. Il presidente del gruppo Danieli ha poi riassunto l'approccio che guiderà il lavoro della task force. Vorrei solo citare alcune parole chiave attorno alle quali svilupperemo le nostre raccomandazioni politiche, ha spiegato Benedetti. Visione per il futuro, inclusività, capacità di creare occupazione, ma anche competitività e produttività, perché credo che per includere e creare posti di lavoro le nostre aziende devono essere competitive e produttive. In questa prospettiva, ha aggiunto Benedetti, il nostro capitale umano è centrale per affrontare le sfide del futuro, in particolare in accordo con la visione mondiale del 2050, in cui i governi sono chiamati a definire chiaramente linee guida e priorità. Cyclette, passeggiata al parco, giro in auto per fare la spesa e la grande passione per la cronaca e i fatti del giorno. Questa è la vita quotidiana di Giuseppe Lipralato, che oggi compie 100 anni.
Non è da tutti, specialmente in questo periodo, arrivare in piena forma e salute al traguardo del mezzo secolo, a spegnere 100 candeline con la voglia di conoscere quotidianamente tutti i fatti del giorno. Giuseppe Libralato, per gli amici nonno Beppi, ha avuto questa fortuna, festeggiato per i suoi primi 100 anni dalle amate nipoti e dal figlio nella sua casa di Udine. La sua è stata un'esistenza intensa, anche legata alle difficoltà e alle sofferenze della prigionia della guerra. Come si fa ad arrivare a questa età così in forma? E come si fa? Lavorare e mangiare e basta, e via avanti. Però a volte nella vita ha mangiato veramente poco. Beh, quando ero in Germania mangiassi sicuro poco. Ho mangiato a mezzogiorno niente, un po' la mattina e la sera e basta. Minestrone, carote, patate e via. Dopo è tornato nel paese dove ha vissuto, in Friuli Venezia Giulia, a Mortegliano. Quanti chili pesava? 30 volte, 40, 30 volte. E dopo ha cominciato a lavorare come autista. Alle officine Bertoli, 40 anni. Oggi vive solo e guida regolarmente la sua automobile. Dispensa dei consigli a chi non sa guidare bene. Altri che consigli non capisci mai quello che gli dico. Non guidano bene i ragazzi di oggi. Oh, devono imparare ancora, perché quando io sono 40 anni, è dal 40 che ho la patente, ho sempre da imparare anch'io. Siamo allo sport, prontamente smentita la notizia del possibile annullamento delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ha allarmato le realtà sportive che si stanno preparando all'evento. Ci spiega il perché il direttore generale dell'ASU. Ha generato perplessità la notizia secondo cui il Giappone sarebbe intenzionato ad annullare le Olimpiadi in programma dal 23 luglio a causa della situazione del Covid nel paese. Non sono bastate le pronte smentite dell'autorità del paese e del Comitato Olimpico. La preoccupazione rimane molta, soprattutto tra gli atleti che da anni si stanno preparando all'importante appuntamento sportivo. Loro hanno preferito non commentare una notizia che non è ufficiale. A spiegarci le implicazioni di una simile scelta è però il direttore generale dell'ASU, Nicola Di Benedetto. Inevitabilmente ASU ha una vocazione agonistica dalla costituzione della società stessa, per cui oggi, tra l'altro, avendo anche 2 atlete qualificate ai Giochi Olimpici, inevitabilmente sarebbe una ricaduta notevole, sia da un punto di vista progettuale per l'intera società, sia per le 2 ragazze che effettivamente hanno passato gli ultimi mesi e gli ultimi anni della loro vita a prepararsi ad eventi così importanti. Speriamo in una pronta risoluzione da parte delle autorità competenti nella gestione di una pandemia che possa portare al numero di casi sempre minori, affinché si riprendano le attività completamente, perché oggi purtroppo lo sport è fermo. Noi siamo tra le poche realtà fortunate, avendo una forte vocazione agonistica, che proseguono l'attività con circa 1/3 degli atleti, però di fatto non è una situazione oggi sostenibile, e di questo ovviamente noi prendiamo atto, non critichiamo perché non siamo in grado di farlo, manifestiamo solo un senso di disagio, di difficoltà gestionale, e se vogliamo anche da un punto di vista pedagogico c'è un vulnus, perché molti ragazzi sono stati purtroppo tagliati fuori, perché lo sport è sia agonistico, e quindi ci riconduciamo al discorso delle Olimpiadi prima, ma soprattutto è momento educativo per tutti i fanciulli. Udinese alla prova Inter, allora sentiamo il tecnico Gotti alla vigilia di questa sfida. Alla vigilia di Udinese Inter, con la squadra che ha sostanzialmente proseguito il ritiro anche per isolarsi dalle voci di mercato che riguardano soprattutto Lasagna, ma non solo, mister Gotti fa un bilancio della prima parte di stagione e spiega che per le prestazioni fatte avremmo potuto fare più punti, ma sul fatto che avremmo dovuto farli, a chiacchiere è troppo facile. Il mister spiega che Nuitink è vicino al rientro, ma sia lui che Wallace, reduce dall'infortunio alla schiena di mercoledì, faranno un ulteriore test domani. Non scioglie i dubbi di formazione e ci lascia con l'idea che in campo potremo rivedere un 11 molto simile a quello impiegato contro l'Atalanta, con Musso tra i pali, Becao, Bonifazio e Samiri in difesa, le novità Molina e Larsen sugli esterni destro e sinistro, Arslan in regia con De Paul e Mandragora ai suoi fianchi e in avanti ancora Pereira alle spalle di Lasagna, alla sua ultima partita in bianconero. Un atteggiamento analogo a quello di 2 giorni fa, di grande compattezza, di grande unità e di grande voglia di lavorare insieme, di far fatica insieme, ma in tutte e 2 le fasi, non è solo la fase difensiva.
La partita è simile, ma non è uguale, perché l'Inter è una squadra molto forte come l'Atalanta, ma non è uguale all'Atalanta, ha delle caratteristiche diverse, concede delle situazioni diverse e ti chiude delle situazioni diverse rispetto all'Atalanta, quindi anche noi dobbiamo saper leggere in maniera diversa le condizioni specifiche che ci saranno domani in campo. E proprio per quello che ha messo in campo, per le prestazioni che sono state messe in campo, poteva di sicuro raccogliere molto di più di quello che ha raccolto. Sul doveva le dico che a chiacchiere è molto facile, a chiacchiere è facilissimo fare calcio, la realtà è poi fare i conti con lo stato reale, le condizioni reali di salute e fisiche dei calciatori, anche in relazione a malattia e un numero e un tipo di infortuni incredibile come quello che ci è capitato in questi mesi. Al termine del telegiornale, appuntamento con Screenshot a partire dalle 19:45. Il tema affrontato questa sera sarà la scuola, all'indomani della sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso dei genitori della possibile riapertura in presenza a febbraio degli studenti delle superiori. In collegamento con Davide Vicedomini ci sarà il dirigente del Marignani, Andrea Carletti, e una rappresentanza dei genitori che hanno presentato ricorso. Mentre questa sera, in prima serata alle 21, la finalissima di Lo Sapevo e la quiz di Telefriuli. Protagoniste le Proloco di Buia e Attimi. Chi vincerà lo scoprirete dalle 21. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.